Aleš, na koncu remi brez golov v Velenju. Kako ste vi videli tole tekmo današnjo? Ja, obe dve ekipi sta igrali odprto, želeli so se zmagati. Imeli smo mogoče več priložnosti kot gostje, ampak na koncu, če ne damo gola, moramo biti zadovoljni tudi s točko. Mogoče vas ravno lahko skrbi ta neučinkovitost kljub številnim priložnostim? Ja, to je naša rana v zadnjih parih tekmah, pač da težko zadanemo, ampak danes smo se preigrali kar veliko število priložnosti in ko izboljšamo še realizacijo, bo nas nogomet tudi nagradil in bojo te žoge šle v gol, ne v stative, ampak mimo gola. Naslednja tekma v Kranju proti Triglavu. Lahko vas danes veseli, da je bila igra nekoliko bolj tekoča, kar je seveda nekakšna spodbuda za nadaljevanje? Ja, sigurno sem zelo zadovoljen z igro mojih fantov, vse pohvale, vse čestitke in upam, da bomo tako nadaljevali. Prosil bi vas za kratek komentar današnjega obračuna. La partita è finita, è un corto commentario della partita. Ma l'ho detto prima, tutte e due squadre hanno cercato di portare a casa i 3 punti. Obe ekipi so želeli zmagati. I nostri cambi sono sempre stati, toglievo centrocampisti e ho inserito 3 attaccanti. Naše menjave so bile ofenzivno usmerjene, to pomeni, da je menjal trener vezne igralce za napadalce. È ovvio che dobbiamo migliorare ancora. Seveda moramo se popraviti še bolj, ne? Però sono convinto che si potrà far bene. Siguren je, da lahko napredujemo in lahko naredimo dobre rezultate v bodoče. Ste zadovoljni z današnjo točko, je to korak naprej? Siamo contenti con il punto di oggi, è un passo di avanti? Ma sicuramente sì, anche vedendo la partita del Nuova Gorica che ha vinto, oggi abbiamo preso un punto sull'Alumini, perciò abbiamo migliorato sicuramente la classifica. Če pogledamo to, da je Nova Gorica zmagala Alumini, smo vzeli eno točko in da so se približali Aluminiju. Smo pred Aluminijem. E poi erano, penso, 5 giornate che il Koper subiva reti. In 5 tekem, ko je Koper dobil zadetke, prejemal zadetke. Questo sicuramente è un passo in avanti. To je sigurno korak naprej. Sedaj vas čaka v naslednjem krogu tekma doma proti Gorici. To bo nova tekma za vas, za novega trenerja, torej derbi, primorski derbi. Giochiamo sabato contro Nova Gorica, che è un derby locale. Adesso giochiamo mercoledì la Coppa e io sono concentrato sul mercoledì. Seveda imamo pokal in smo vsi skoncentrirani na sredo. Perché sia io che il club e i ragazzi, tako on kot klub in igralci, vogliamo far benissimo, non bene, benissimo, anche in Coppa. Želimo narediti ne dobro, ampak zelo dobro tudi v pokalu.